chiedo formalmente, non so se si può fare, ma penso proprio di sì, che a questo punto comunque i due dossier vengano valutati. La partita è chiusa, ma forse non del tutto, né sul fronte della candidatura olimpica del Tridente Milano-Torino-Cortina, né su quella di Milano-Cortina con Torino in solitaria, né tantomeno sulla decisione del governo di chiudere i cordoni della borsa, tanto che Zaia, fiducioso, spera in un ravvedimento in corsa. Pensare che il governo scelga di stare fuori dalle Olimpiadi significa tagliarsi fuori da tutto, ma questa è una candidatura per il Paese e non di una singola comunità, spiega il Presidente. Intanto, in vista dell'esame dei dossier al CONI, Zaia rivolge un invito a Malagò. Penso sia corretto che il Consiglio del CONI, non il CIO, il Consiglio del CONI a livello nazionale, voti i due dossier, ce ne sarà uno che ha due candidati e l'altro ne ha uno, così nella storia resteranno anche i voti per capire che magari qualcuno un giorno non ci venga a dire il Consiglio si sarebbe espresso a favore di un dossier a un candidato, a una città e non a due. Insomma, si faccia chiarezza fino in fondo perché i tempi cominciano a stringere. All'ordine del giorno non c'è alcuna convocazione del sottosegretario Giorgetti, ma già il prossimo gennaio si saprà quale dossier avrà la candidatura olimpica e contestualmente servirà una garanzia a due cifre. Come contropartita a noi viene chiesto un impegno come Veneti, forse di 100, un centinaio di milioni di euro, questi sono i dati di oggi, per le infrastrutture, cioè per le strutture che andiamo a realizzare, che so, il Bob di Cortina vale 35 milioni, il villaggio olimpico così. Io chiedo che il cittadino rinuncerebbe a 1,2 miliardi al quale bisogna presentare a fianco un esborso di 100 milioni, nessuno rinuncerebbe. 98 milioni non è cifra insormontabile. Zaia chiosa, ci avvantaggiamo coi mondiali di Cortina. Perdere le Olimpiadi vorrebbe dire la morte della montagna. Il Veneto e la montagna bellunese sono pronti.